Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta in questo sabato 6 settembre, eccoci su Focus TG su Rete Veneta. C'è parecchia cronaca che arriva dal territorio in questa giornata, non solo strascichi degli avvenimenti, degli episodi di cronaca dei giorni scorsi, ma anche e soprattutto cronaca che arriva dalle strade della nostra regione, perché ieri sera nell'arco di poche ore sono state addirittura 3 le vite spezzate in strada, 3 giovani, un padre di famiglia, 2 ragazzi che sono morti in altrettanti incidenti. Ve ne daremo conto tra pochissimo, grazie anche ai nostri colleghi che sono nel territorio. Ma partiamo subito, regia, dalle immagini che ci arrivano da Nervesa della Battaglia, perché questa è stata una settimana anche di ricerche purtroppo sul territorio di persone scomparse. Sono in corso a Nervesa sul Piave le ricerche di una persona. Le prime informazioni ci dicono una giovane donna, ma naturalmente con l'andare della trasmissione cercheremo di darvi ulteriori aggiornamenti su questo. E tra l'altro proprio in mattinata i carabinieri della compagnia di Treviso hanno diramato gli oggetti personali e i vestiti del soggetto che l'altro ieri pomeriggio a Roncade è stato rinvenuto senza vita nelle acque del Musestre. Un cadavere di un soggetto di sesso maschile dall'apparente età di 60-70 anni, pelle bianca. State vedendo le immagini perché? Perché ancora non si riesce a capire chi sia questa persona. In zona strettamente denunce di scomparsa che possano far risalire a questo individuo non ce ne sono. Gli accertamenti hanno consentito di recuperare lungo le sponde del fiume, alle spalle dell'hotel All'Orso, lo vedete, alcuni indumenti ed effetti personali, mentre le scarpe risultavano indossate dal soggetto al momento del rinvenimento. Al fine proprio di favorirne l'identificazione, che a distanza di 2 giorni ancora non è stata fatta, si diffondono appunto da parte dei carabinieri le immagini degli oggetti e degli effetti personali recuperati, con l'invito naturalmente a chiunque fosse in grado di fornire elementi utili per l'identificazione o ritenesse di aver visto questa persona vestita in questo modo a contattare il comando dei carabinieri in via Cornarotta, la stazione dei carabinieri di Roncade, o a contattare il pronto intervento al 112. E allora andiamo col servizio realizzato dalla nostra redazione di Treviso a capire quali erano state le circostanze e appunto tutti i nodi da sciogliere ancora rispetto al ritrovamento di questo corpo. Non ha ancora un nome il cadavere ritrovato nel Musestre all'altezza del cavalcavia della Treviso Mare a Roncade, né è chiara la dinamica letale che ha portato alla tragedia, con i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica che non stanno lasciando nulla di intentato. La priorità ora è risalire all'identità dell'uomo di età verosimile compresa tra i 60 e i 70 anni. Le sue impronte digitali sono state confrontate con quelle presenti nelle banche dati, ma non ci sarebbero riscontri. Alle questure e ai comandi del Nord-Est sono state inviate anche le foto degli indumenti e degli effetti personali ritrovati all'altezza del parco dell'Hotel All'Orso a Biancade, su una siepe sempre a ridosso del Musestre. Nebbia fitta, non ci sarebbero nemmeno denunce di scomparsa utili. Quanto agli ultimi istanti di vita dell'uomo si stanno compiendo vari accertamenti. I carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza presenti a Biancade e in tutta la zona, mentre si attendono nuovi rilievi sulla salma, probabilmente esterni. Si deve capire se ci sono delle fratture compatibili con una caduta o un incidente. L'alternativa potrebbe essere quella del gesto estremo. Il corpo è rimasto nelle acque scure del torrente per almeno 7-8 ore. Sembra esclusa l'ipotesi più cruenta, quella di una violenza o comunque del coinvolgimento di terzi, ma con il passare delle ore aumentano gli interrogativi su questo cadavere senza nome.
Ora ci spostiamo a Padova, siamo in diretta con la nostra Valentina Visentin perché la città è scioccata naturalmente dalla tragica fine di un ricercatore in Alaska. Da martedì non si hanno più sue tracce, ma chi era con lui nel corso di questa spedizione per studiare i ghiacciai ha visto sparire, trascinato dalle acque del ghiacciaio, questo giovane ricercatore. Ci spiega tutto la nostra Valentina, eccola qua, con naturalmente la grande impressione che ha destato questa notizia. Valentina, a te. Sì, buongiorno Lina, noi siamo all'esterno del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, ancora c'è sgomento e dolore per la morte, per la scomparsa di Riccardo Pozzobon, ricercatore ma anche giovane professore dell'Ateneo che dal 26 di agosto era impegnato in Alaska in una missione di ricerca per studiare il ghiacciaio Mendel Hall, una missione finanziata dal National Geographic Grant Program. Purtroppo la notizia è bruttissima perché si sono interrotte le ricerche dopo 2 giorni senza sosta, ma i suoi colleghi che erano con Riccardo Pozzobon hanno confermato che si sono interrotte le ricerche. Il 40enne professore ricercatore dell'università è stato travolto dall'acqua del ghiacciaio, dall'acqua di fusione del ghiacciaio. Secondo una prima ricostruzione sembra mentre stava cercando di riempire una borraccia, ma non è stata confermata dai colleghi che erano con lui. Quel che insomma poco cambia, perché purtroppo quel che è certo è che è stato travolto e inghiottito dall'acqua del ghiacciaio. Sarebbe dovuto tornare, pensate, domani a casa dalla moglie e dal figlio piccolo. C'è grande dolore qui all'università perché Riccardo Pozzobon, anche se aveva appena 40 anni, era già molto noto per le sue attività di ricerca ma anche di docenza. Infatti insegnava Digital Geological Mapping qui al Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova e soprattutto era anche istruttore per conto dell'Agenzia Spaziale Europea ESA, perché collaborava anche con l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Era stato istruttore anche di astronauti come Luca Parmitano, che ha già espresso cordoglio alla famiglia di Riccardo Pozzobon. Cordoglio che è arrivato ovviamente anche dai vertici dell'Ateneo, non solo dai colleghi che sono stati travolti da questo dolore. Nicola Surian, direttore del Dipartimento, ricorda Riccardo che era in missione e vuole far sentire tutta la vicinanza del Dipartimento ai familiari. Riccardo non era solo un brillante ricercatore con una passione sconfinata per la geologia, ma era anche una persona generosa e capace di mettere sempre a disposizione le sue competenze con entusiasmo e una felicità contagiosa. Queste le sue parole. Siamo tutti invece affranti, l'intera comunità che forma l'Ateneo piange la scomparsa del nostro ricercatore Riccardo Pozzobon. È l'incipit della nota diffusa dalla rettrice Daniela Mappelli. La morte lo ha colto mentre lavorava per il suo Ateneo, mentre si cimentava in una delle sue passioni analizzando i ghiacciai dell'Alaska. Queste le parole diffuse dalla rettrice Daniela Mappelli per la scomparsa di Riccardo Pozzobon. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ai colleghi di Padova per questo collegamento, davvero una fine tragica che ha, lo avete sentito, destato grande commozione in città. È una giornata di proteste invece a Vicenza, manifestazioni sul fronte No-TAV, una serie di iniziative per protestare contro l'arrivo in città della grande infrastruttura. Sul posto Daniele Garbine e Simone Squarcina, già in diretta. Daniele, buongiorno. Vanno chiusi e che per Vicenza... Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori, confermo, siamo in stazione, era l'ultima tappa di questa mattina di questa serie di iniziative messe in campo dal movimento No-TAV, che raduna una serie di associazioni. Hanno cominciato alle 8:30 a Ponte Alto in questo momento e con me ecco Angela Rotella del comitato, buongiorno. Buongiorno, salve. È stata una giornata intensa, dicevamo questa mattina quasi una rappresentazione teatrale, vorrei dire, perché è stata fatta un'iniziativa proprio a
Ponte Alto, dove ricordiamo c'è questo presidio del TAV. Cosa significava questa, per esempio, protesta alternativa? Allora, noi siamo andati oggi stamattina a Ponte Alto e abbiamo portato un vascello, una nave realizzata da alcune persone, a testimonianza del fatto che la crisi climatica sta andando velocissima e sta sconvolgendo tutto ciò che per noi era, diciamo, il conosciuto. Quindi una nave per dire che ci sono parti d'Italia, intere città che rischiano di essere sommerse, così in Italia come nel mondo, e per dire che di fronte a questa crisi climatica che avanza velocissima, pensiamo solo ai danni che sono stati prodotti dalla pioggia solo nella settimana scorsa all'Onigo, in tutta la provincia di Vicenza, è il momento di fermarsi e dire che un'opera che è stata pensata e progettata 40 anni fa forse non è la priorità. Non solo non è la priorità perché quei soldi potrebbero essere utilizzati per cose ben più importanti, ma è anche dannosa perché porterà, essendo inutile, porterà anche inquinamento e non ci possiamo permettere tutto questo. Ecco, ricordiamo poi che la manifestazione si è poi spostata con un numero di partecipanti al Bosco di Calta. Storicamente, ricordiamo, era quello dove c'era stato anche uno scontro un po' più arduo, proprio duro, con le forze dell'ordine che hanno cercato a suo tempo di creare un corridoio. Proprio su quel corridoio oggi è tornata una protesta ancora un po' più vivace, diciamo così. È stato necessario l'uso di idranti anche. Allora, noi infatti nel 2023 siamo entrati nei boschi, nel 2024 scusate, in 2 boschi che dovevano essere completamente abbattuti, il bosco Lanerossi, che oggi rivendichiamo il fatto che grazie alla nostra lotta quel bosco è salvo e verrà restituito alla città, e in questo momento siamo in presidio, sempre presenti a Calte, che è un altro bosco meraviglioso di più di 10.000 metri quadrati che vorrebbero completamente radere al suolo per fare un cantiere e realizzare poi un viadotto, il viadotto di Maganza. Anche su questo, con tante associazioni, con Legambiente, con il Comitato dei Ferrovieri, questa settimana è stata presentata una proposta alternativa al cavalcavia di Maganza. Il cavalcaferrovia non serve, è inutile, sottende anche lì un'idea di città vecchia, perché l'idea è quella che i vicentini per prendere il treno debbano venire in stazione in macchina, quindi realizzare tutte queste strade, cemento, inquinamento, per fare qualcosa che è assolutamente insostenibile, muoversi nelle città con le macchine. Quello che noi chiediamo: è stata realizzata una pista di cantiere rispetto alla quale abbiamo fatto varie dimostrazioni e manifestazioni. Quella pista di cantiere venga trasformata e ampliata e realizzata una ciclabile. Ciò veramente darebbe alla città respiro e un'idea di mobilità diversa, che è anche contrasto alla crisi climatica. Con questa iniziativa adesso si conclude la mattinata, sappiamo che poi ci sono altre manifestazioni nel pomeriggio a grandi linee, ecco, salutando poi i telespettatori. Allora sì, adesso noi siamo qui in stazione e abbiamo scritto una cosa molto semplice: l'unico cantiere che non inquina è un cantiere chiuso. Poi dopo queste manifestazioni nei prossimi giorni ci saranno altre iniziative. Ricordiamo che in questa città in questo momento si sta svolgendo la Fiera dell'Oro, a cui partecipano anche aziende israeliane che sostengono economicamente il genocidio. Per questo da tanto tempo scendiamo in piazza con le bandiere palestinesi a ricordare che Gaza non è lontana, Gaza parla a tutti noi, perché quello che noi portiamo è anche un'idea di città, ma anche di modo di vivere che sia a misura di tutti e per tutti. Per questo per noi è molto importante collegare quello che succede lontano, che è brutale e crudele, che è il genocidio di un intero popolo, con quello che succede nei nostri territori. Costruiamo e immaginiamoci un mondo diverso e partiamo anche da Vicenza. Allora ringraziamo, in bocca al lupo per la giornata. Grazie. Ecco, Lina, da questo momento a Vicenza è tutto, ci aggiorniamo poi per stasera al telegiornale. Restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele Garbin e Simone Squarcina, grazie all'ospite. Naturalmente abbiamo aperto questa finestra sulla manifestazione a Vicenza. Adesso però andiamo, ve lo annunciavo a inizio trasmissione, alla cronaca drammatica che arriva dalle strade. 3 vittime delle strade nella serata di ieri in Veneto. Partiamo da San Fior, dove ha perso la vita un giovane padre di famiglia di appena 31 anni in moto, l'ennesimo incidente purtroppo in moto. Poi andremo a Jesolo per una vicenda analoga. Allora sul posto ci sono Filippo Fois e Nicoletta Rizzetto per la morte di questo giovane imprenditore che lascia tra l'altro 2 bambini. Filippo.
Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Dalle immagini di Nicoletta Rizzetto vedete via Nazionale a San Fior, che è quella dove si è consumata la tragedia alle 19:20 circa di ieri sera. Luca Pagotto aveva 31 anni, era in sella alla sua moto, ha impattato contro un'automobile che si trovava in coda. Qui vedete i segni del terribile incidente, probabilmente la moto è uscita di strada in questo punto che vi sta facendo vedere Nicoletta Rizzetto. Vedete che qui c'è il segno anche delle ruote. La corsa poi è proseguita attraverso questo marciapiede che funge anche da pista ciclabile. Qui c'è un primo palo che è stato passato, purtroppo invece l'impatto è avvenuto poi con un secondo palo che delimita l'ingresso a questa villa. Vedete che il palo non c'è più, si trova qui poco distante dove è stato messo dalle forze dell'ordine, e poi nelle aiuole. Le aiuole sono ancora bruciate nel punto in cui poi si è fermata la moto in sella alla quale si trovava Luca Pagotto. Sulla dinamica naturalmente ci sono le indagini delle forze dell'ordine, probabilmente si è trattata di una casualità. Da quello che abbiamo sentito parlando con delle persone che si trovano qui, sostanzialmente Pagotto doveva essere probabilmente impegnato in un sorpasso, una di queste automobili si è un pochino scostata per vedere quanto fosse lunga la coda di auto che c'erano qui. Sono chiaramente considerazioni che lasciano il tempo che trovano, perché questo è il giorno del cordoglio, del dolore. Vedete qui alcuni dei fiori che sono stati portati, che vengono portati in queste ore. Vedete anche le dediche. Ciao Luca, eri bello come il sole. Le belle persone rimangono sempre vive nei cuori di chi ti ha conosciuto, ed è proprio così che vorremmo ricordare questo giovane che lascia 2 figli di 8 e di 2 anni, che ci è stato descritto come una persona sorridente, sempre di buon umore, estremamente disponibile, che si impegnava per la comunità. Pensate che oggi qua a San Fior si sta inaugurando una palestra le cui pareti erano state tinteggiate proprio da lui a titolo gratuito. Noi abbiamo avuto modo di parlare con una zia che ci ha raccontato gli attimi tremendi in cui è arrivata la notizia del decesso di Luca. Ha detto: l'ultima persona che ci saremmo aspettati di sapere non esserci più, perché era proprio l'incarnazione della vita, del buon umore, della disponibilità verso gli altri. Era molto conosciuto qui in paese, quindi oggi è un'intera comunità che lo piange. Noi abbiamo visto diverse persone che si sono fermate a dedicargli un pensiero, e vediamo tuttora le automobili che si fermano in continuazione. Sono tutte persone che l'hanno conosciuto e che oggi vogliono ricordarlo per quello che era: una brava persona, una persona che purtroppo ha lasciato un ricordo veramente che, come recita questo foglietto, continuerà a vivere nei cuori di chi l'ha conosciuto. Chiaramente per tutti gli aggiornamenti, anche per quella che è stata la dinamica dell'incidente, lì a noi rimandiamo alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Per ora io ti restituirei la linea. Grazie a Filippo Fois e Nicoletta Rizzetto. Non è stata, come detto, l'unica tragedia, l'unico grande lutto. Un'altra giovane vita spezzata in un incidente è quella di una ragazza di appena 22 anni. Erano circa le 22 di ieri sera, venerdì, quando un'auto con a bordo 2 giovani stava viaggiando in A4 in direzione Milano. Il mezzo, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, sarebbe andato a sbattere contro un tir che in quel momento si trovava fermo in una piazzola di emergenza per cause che sono al vaglio della polizia stradale di Verona Sud. Scattato l'allarme, sul posto vigili del fuoco, personale del 118 con automedica e ambulanza. Il conducente dell'auto, un 25enne residente a Pisa, è stato trasportato in ospedale a Borgo Trento in codice giallo dopo aver ricevuto le prime cure, mentre non c'è stato nulla da fare per la ragazza che era seduta al posto del passeggero. Elisa Noventa, la vedete nelle foto postate dal papà in un drammatico post di addio alla figlia. 22enne originaria del Bresciano, residente anche lei a Pisa, deceduta sul posto. Il 25enne verrà naturalmente indagato per omicidio stradale per consentire tutti gli aggiornamenti.
Un altro giovane di origini romene è morto invece a Jesolo, ne parleremo dopo con la nostra Ilaria Marchiori. Restiamo nel veneziano perché è tornata a casa dopo essere stata dimessa la turista tedesca accoltellata mentre passeggiava a Sottomarina con la sua cagnolina. È stata dimessa dall'ospedale ed è già rientrata nel suo paese. Monica Grimm, la turista 35enne tedesca di origine polacca, accoltellata lunedì notte a Sottomarina mentre era a passeggio con la sua cagnolina Lucky, ritrovata solo dopo alcuni giorni perché era scappata. Resta indagato e ancora in ospedale, dove era stato sottoposto a un accertamento sanitario obbligatorio il 25enne che avrebbe aggredito la donna. I carabinieri non hanno ancora trovato il coltello, ma continuano a visionare le immagini delle telecamere della zona per trovare ulteriori dettagli, in attesa della decisione della procura dopo l'iscrizione nel registro degli indagati. Altro accoltellamento, quello di Bassano del Grappa, con il comune che sarà parte civile nel procedimento a carico di Alberto Zago, autore dell'aggressione ai danni del docente del liceo Brocchi. Il comune di Bassano del Grappa si costituirà parte civile nel procedimento penale a carico di Alberto Zago, autore dell'aggressione ai danni di un docente del liceo Brocchi avvenuta il 25 luglio scorso. Lo rende noto il sindaco Nicola Finco dopo che la Giunta nell'ultima seduta ha deliberato all'unanimità l'autorizzazione a procedere. Una scelta, fanno sapere dal municipio, che vuole essere un segnale forte e chiaro riguardo alla posizione della comunità bassanese, da molto tempo scossa da continui fatti di cronaca. Solo pochi giorni fa, ad esempio, un minorenne ha accoltellato un ragazzo all'addome in pieno centro storico dopo l'ennesimo litigio nel salotto buono cittadino. Ma in generale sono quasi quotidiane le notizie che riguardano risse, vandalismi, litigi a ogni ora del giorno e della notte in centro e nei quartieri. Giusto una settimana fa in San Marco 2 gruppi di giovanissimi si sono picchiati in strada a colpi di bottiglia, per non parlare del video che riprende un pestaggio con un fumogeno avvenuto in centro città. La comunità bassanese respinge con forza ogni forma di violenza che mette a rischio la vita e la sicurezza dei cittadini, pilastri fondamentali della nostra convivenza civile, avverte il sindaco in una nota uscita pochi minuti fa. La protezione della città e la salvaguardia dell'ordine pubblico rappresentano una priorità assoluta. Finco spiega la decisione di far costituire il comune parte civile motivandola con la volontà di difendere gli interessi della città, affermando allo stesso tempo con chiarezza che la giustizia deve tutelare le vittime ma anche la collettività. E sono stati dunque 2 gli accoltellamenti in meno di 10 giorni nel centro di Bassano. La paura cresce naturalmente anche tra i cittadini. Si amplia il dibattito sulla proposta, partita da Fratelli d'Italia, di dotare di taser gli agenti della polizia locale. Lunedì della scorsa settimana il professore del liceo Brocchi ha accoltellato alla schiena, 3 giorni fa ad essere accoltellato un giovane senegalese, e poi le risse tra Maranza in centro e nei quartieri. C'è paura a Bassano del Grappa, come ci raccontano queste cittadine. Non vado più fuori alla sera, io sono da sola ma non vado fuori alla sera, che prima andavo fuori tranquillamente e facevo il giro del Ponte Vecchio, il Ponte Nuovo, e adesso vado la mattina. Ha paura? Eh sì. Non mi muovo alla sera, lo dico la verità, non mi muovo. È bene evitare certe robe. E ora se devo andare a cena fuori vado in compagnia, sai cose, perché sono sola. Ma da sola a piedi? No. Timori che a Bassano non c'erano mai stati, e intanto il dibattito è aperto sulla proposta di Fratelli d'Italia di dotare di taser gli agenti della polizia locale. Secondo me assolutamente sì. Potrebbe essere molto intelligente, anche perché attualmente hanno le mani legate, quindi credo sia opportuno. Certo che sì, tanto, perché abbiamo paura anche di andare fuori con il cane. Sono molto d'accordo, visto diciamo, le personaggi che ci sono in giro ultimamente. Concordo che ci sia anche una difesa personale anche per loro. Non siamo più tranquilli di uscire, ma soprattutto anche le forze di polizia come i vigili sono anche loro limitati, perché qui oggi le persone non si fermano di fronte neanche a una divisa, per cui onestamente trovo che abbiano il diritto di lavorare anche loro con i mezzi adeguati per poter tutelare i cittadini che hanno diritto di stare tranquilli se vengono in centro. No, sono sempre per la non violenza, che poi qualcuno ne fa uso che non va bene, c'è sempre da andare cauti.
Sicuramente un po' più di controllo, però io non sono assolutamente d'accordo. Cioè, Secondo lei è pericoloso il test? Secondo me è pericoloso perché ci sono stati casi di persone che magari non sapendolo avevano anche malattie, che so, cardiache o di questo tipo. E sulla sicurezza in centro storico a Bassano la presidente del centro storico Luana Milan chiede una presenza tangibile delle forze dell'ordine. Allarme sicurezza nel centro storico di Bassano dopo gli ultimi episodi registrati tra zuffe, accoltellamenti, litigi tra giovani. Una situazione che sta preoccupando chi vive nel cuore della città, come conferma la presidente del quartiere Luana Milan. Purtroppo gli ultimi fatti di cronaca, di aggressione sono stati molteplici e effettivamente stanno minando il senso di sicurezza delle persone. Sono avvenuti in orari in cui magari normalmente si uscirebbe di casa per fare una passeggiata, soprattutto in giornate come queste che ancora offrono la possibilità di godere del centro durante le prime ore serali. E poi sono fatti che sono avvenuti anche in zone frequentate. C'è preoccupazione anche proprio per i giovani che frequentano il centro storico. Per chi è genitore di figli adolescenti che giustamente vogliono godere dell'estate, vogliono godere del centro storico della loro città, la preoccupazione sta crescendo. Il pensiero corre a quel patto civico che è stato siglato poco tempo fa con tutti gli attori che gravitano attorno al centro storico di Bassano. Però lei dice c'è da fare un distinguo ben preciso. Effettivamente bisogna fare una precisazione. Il patto civico è stata una conquista importante, però attenzione, il patto civico ha una funzione in modo specifico, quella di contenere gli effetti negativi della movida, non di sicurezza della città. La funzione che ha la security di un locale non può essere paragonata a quella di agenti di polizia che girano per il centro storico e garantiscono la sicurezza e l'ordine. Che cosa serve? Che cosa manca? Di cosa c'è bisogno in centro storico oggi? In termini di sicurezza noi abbiamo sempre chiesto, e a questo punto lo chiediamo ancora con più forza ancora, che la presenza delle forze dell'ordine sia tangibile. C'è bisogno di un coordinamento tra carabinieri, polizia locale, polizia di Stato, per cui il presidio del centro sia garantito per più tempo e in più spazi, in più luoghi, perché appunto abbiamo visto che la diffusione di questi episodi di aggressione e di violenza sta aumentando. A Padova adesso arrestato dalla polizia un ladro specializzato in furti in abitazione. Si tratta di un 35enne tunisino che agiva di notte mentre i proprietari dormivano e rubava portafogli e carte di credito che poi utilizzava insieme a un complice algerino, che è stato denunciato e trasferito in un centro per il rimpatrio. Svegliato all'alba dai continui messaggi sul telefono che segnalavano pagamenti fatti con la sua carta di credito, è stato l'allarme lanciato da un cittadino residente in via dei Menabuoi a Padova a far arrestare un 35enne tunisino, ladro specializzato in furti in abitazione. Lo straniero agiva sempre allo stesso modo, entrava di notte nelle case mentre i proprietari dormivano e si concentrava su portafogli e carte di credito che poi utilizzava per acquisti nelle tabaccherie e nei bar del centro storico. Mercoledì mattina una delle vittime, accortasi del furto, ha allertato la polizia, che ha immediatamente riscontrato molte analogie con qualche altro furto avvenuto nei giorni precedenti. 2 notti prima, infatti, in via Gli Appelli una donna era stata derubata della borsa in casa mentre dormiva. Anche in quel caso il ladro aveva effettuato subito acquisti senza mai superare i 50 euro, fintanto che la carta non era stata bloccata dalla titolare. Un furto simile era stato commesso lo stesso giorno anche in un'abitazione di una novantenne di via Loredan. Grazie alle telecamere di sorveglianza, gli agenti della squadra mobile sono riusciti ad individuare il ladro e a trovare in stazione il giaciglio di Fortuna dove dormiva il 35enne tunisino senza fissa dimora. Insieme a lui è stato identificato anche un complice, un 60enne algerino, anche lui senza fissa dimora e tossicodipendente, che utilizzava le carte di credito rubate. I due sono stati fermati in via Tommaseo, portati in questura. Il 35enne tunisino è stato arrestato e dovrà scontare 1 anno e 8 mesi anche per una rapina commessa nel 2023 in un supermercato della città. Il suo complice invece è stato denunciato ed, essendo irregolare nel territorio, trasferito nel centro per il rimpatrio di Milano. Nel loro giaciglio di Fortuna in stazione sono state ritrovate borse, chiavi, indumenti e molti bancomat rubati durante i furti.
E ora torniamo sulla tragedia che si è consumata in pieno centro, in pieno pomeriggio anche a Treviso. Un 22enne pakistano senza tetto, finito nel Sile, era disperato, ci hanno raccontato gli amici, le indagini sono in corso. Il dramma si è consumato davanti agli occhi dei passanti. È stato l'elicottero del SUEM che intorno alle 16:30 l'ha individuato dall'alto, dopo aver sorvolato più volte il Sile lungo Riviera Regina Margherita fino a Ponte della Gobba. Il corpo di Saman Rama Muammar, 22 anni, pakistano, era a poco più di 50 metri da Ponte San Martino, da dove si era lanciato poco più di un'ora prima, in pieno centro a Treviso. Ho visto sul ponte, penso un pakistano comunque, che stava piangendo e si è tuffato, tutto nel tempo di 5 secondi. Poi è sceso giù nella cascata qua, ha iniziato a girare là 2 o 3 volte, poi è andato sotto e non l'abbiamo più visto. Un gesto estremo, stando anche alla testimonianza di un connazionale che condivideva con lui la precarietà di una vita tra i giorni alla Caritas e per le vie della città e le notti in un giaciglio al parcheggio Dal Negro. Ha preso il suo zainetto con il telefonino dentro e l'ha posato a terra. Poi ha scavalcato il ponte. Noi gli dicevamo vieni fuori, ma lui si è piegato saltando di testa nell'acqua. Ci siamo messi a piangere mentre l'abbiamo visto sparire tra i vortici e dopo la cascata riemergere per un attimo. Poi più nulla. Un dramma che si è consumato in pochi secondi, con un altro testimone che lancia un'accusa pesante ai presenti. Lui ha saltato da quel punto mentre tutti filmavano e nessuno lo aiutava e adesso lui è morto. Inizialmente più di qualcuno dei presenti parlava di una caduta accidentale legata al tentativo di recuperare una palla e in effetti dei palloni sono depositati dopo la cascata. Lui è andato per prendere un pallone, non lo so, dove è stanco della vita. È andato a prendere un pallone oppure perché? È andato a prendere un pallone e è andato giù e basta. Una circostanza che i connazionali che erano con lui hanno successivamente smentito, sottolineando come da diversi giorni fosse profondamente depresso. Veniva dal Pakistan e diceva che aveva problemi con documenti, ma anche debiti in patria. La salma è stata riportata a terra al Ponte Dante per un dramma che riaccende i riflettori sugli ultimi, venuti in Italia in cerca di un futuro, diventato un quotidiano di disperazione, precarietà ma anche di indifferenza. Situazioni che l'intera comunità ora non potrà però più ignorare. Nel corso del pomeriggio di ieri i carabinieri di Mogliano hanno arrestato un 48enne marocchino residente in città per evasione. L'uomo era già sottoposto dallo scorso mese di giugno alla misura cautelare degli arresti domiciliari, lo ricorderete, per il tentato omicidio commesso a maggio sempre a Mogliano. La vicenda era avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria, si riferiscono a questo le immagini che state vedendo. Al culmine di una lite scaturita per futili motivi aveva colpito con un coccio di bottiglia un 48enne ferendolo gravemente al collo. L'autorità giudiziaria ha disposto una nuova misura di arresti domiciliari in attesa del processo. E poi c'è la vicenda di Villorba con il 18enne accusato di aver travolto e ucciso in bicicletta l'ex vicepreside Diego Lapen, che vuole chiedere scusa ai familiari della vittima. Resta il massimo riservo sul perché si sia messo alla guida dell'auto della madre pur non avendo la patente. Era la prima volta che si metteva al volante, assicura il suo legale, l'avvocato Fabio Crea, che chiede anche approfondimenti sul dosso lungo via Trento dove è avvenuto il sinistro. Già da adesso, mio tramite, anche con questi mezzi, posso rappresentare la immediata volontà da parte del ragazzo, della mamma, di porgere appunto per quanto possibile le scuse per quello che purtroppo è accaduto. Chiede scusa assumendosi le proprie responsabilità il 18enne accusato della morte del professor Diego Lapen. Sono passati 4 giorni dall'incidente costato la vita al 71enne, travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bici dall'auto condotta dal giovane senza patente né foglio rosa in via Trento a Lancenigo di Villorba. A parlare è il suo avvocato Fabio Crea, che lo ha incontrato vis-à-vis per la prima volta. Un ragazzo provato, lo descrive il legale, distrutto, consapevole ma lucido. Con lui la madre, proprietaria dell'auto, e il compagno di lei. Hanno assicurato che mai si era verificata una situazione di questa natura, cioè era la prima volta che il ragazzo si appropriava all'insaputa della mamma dell'autovettura.
Lui riferisce che era assolutamente la prima volta che guidava. Sul perché lo abbia fatto, Crea mantiene il riservo, ma è chiaro che qualcosa deve aver fatto scattare la molla, perché mettersi alla guida di un'auto di punto in bianco doveva raggiungere un amico, un tentativo di emulazione, una sfida, un moto di ribellione o che altro. Il legale non si sbilancia. Ci riserviamo di rappresentarlo poi al magistrato della procura. Questo per quanto concerne l'elemento soggettivo. Quanto alla dinamica, la difesa fissa un primo punto, non una scusante né una esimente, piuttosto un elemento attenuante. Lui ricorda di un dosso che ha determinato, probabilmente a suo dire e nei suoi ricordi, una deviazione da quella che era la corsia di marcia. Su questo si farà chiarezza all'interno della perizia cinematica paventata dalla procura, con la nomina di un consulente di parte chiamato a verificare anche la regolarità dell'eventuale dosso. Sullo sfondo la velocità tenuta dal mezzo sembra elevata, e mentre il 18enne di origini cubane da poco in Italia resta indagato a piede libero per omicidio stradale aggravato, non c'è ancora una data per i funerali di La Pen, con la famiglia che resta chiusa in un dignitoso silenzio. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, torniamo a breve. Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Focus TG. Parliamo di economia adesso, con i dati che fornisce la CGA di Mestre in questa giornata. Come vi ripeto sempre ogni sabato, la CGA ci fa un focus su un determinato tema e oggi si parla di tasse. Padova è la provincia più tartassata ma anche la più ricca del Veneto. Con la prossima manovra finanziaria il governo deve abbassare l'IRPEF al ceto medio, lo sostiene Paolo Zabeo, che è coordinatore dell'ufficio studi della CGA, che sentiamo. Nella prossima manovra finanziaria è indispensabile ridurre l'IRPEF al fine di sostenere il ceto medio, ovvero quel segmento della popolazione lavorativa veneta composta da liberi professionisti, funzionari, quadri, piccoli commercianti, artigiani e titolari di partita IVA, che più degli altri hanno subito gli effetti negativi delle crisi economiche che si sono susseguite negli ultimi 20 anni. È fondamentale supportarli poiché rappresentano la stragrande maggioranza degli occupati presenti nella nostra regione, che con il loro contributo determinano il rafforzamento dell'economia del Veneto, la riduzione delle disuguaglianze sociali, nonché la garanzia della stabilità politica e della coesione sociale. Così lo avete sentito Paolo Zabeo. Allora i nostri colleghi di Bassano del Grappa sono andati a sentire cosa ne pensano i cittadini sul fronte della tassazione. Avete sentito che per il ceto medio anche la CGA dice attenzione a ritoccare l'IRPEF. Sento parlare, sento che degli aumenti che ci sono, però non li vivo in prima persona. Ok, quindi riesce sostanzialmente a mantenersi in ogni caso nonostante la pressione fiscale stia aumentando? Sì, però sempre con più fatica, diciamo, perché aumenta tutto, è una cosa che veramente drastica, bisognerebbe veramente che ci mettessero un taglio a tutte queste tasse, perché dobbiamo anche vivere, no? Giusto? Sempre di più, cara, e pensioni sono sempre quelle. Qui sono guai toccarle. Come si va avanti, signora? Bisogna andare avanti. Cercando di andare su posti dove si spende meno, fare la spesa, insomma. Sinceramente si sente più che si vede. Quando ti prendi lo stipendio, quando prendi la pensione, roba del genere, è una cosa insostenibile, comunque per la gente che ha un reddito abbastanza basso. Cosa vuoi? Ormai siamo arrivati al massimo. Anche lei lo vede che le tasse continuano a aumentare? Purtroppo. Come si va avanti, signore? Da pensionati, ecco, sperando bene. Le tasse aumentano i prezzi nei negozi, aumenta il costo della vita, i salari sono fermi, ci sono tante cose che non vanno, però ci sono pochi che si preoccupano di queste cose qua. Sta diventando un mondo malvagio, sa? La pressione fiscale è sempre più o meno alta, ma sempre la stessa, non mi pare che sia cambiata molto. Come riesce a gestire la sua quotidianità con i prezzi che aumentano? Si fa un po' di attenzione, però è così, bisogna accettare quello che ci passa il governo.
Si cerca di prendere lo stesso necessario, non c'è alternativa, cioè, se devo quadrare a fine mese si prende lo stesso necessario. Credo che abbiamo anche 3 bambini, perché qua ne abbiamo 2, ne manca uno. Bisogna fare dei sacrifici e si va avanti, insomma. E lo vedete questo aumento nella vita quotidiana in tutti i giorni? Sicuramente è difficile e da quando sono diventata mamma lo è ancora di più. Come si va avanti? Si va avanti in qualche modo, insomma, facendo anche delle rinunce e cercando di vivere giorno per giorno, ecco. Io sono sempre senza una lira. Ecco, praticamente c'è un grande aumento nei negozi, nei supermercati. Quindi il costo della vita è sempre aumentato moltissimo e gli stipendi, le pensioni nel mio caso sono sempre uguali. È ormai una cosa che purtroppo abbiamo da tanti anni, noi lavoratori e noi pensionati, anche e soprattutto perché io sono pensionato ormai da 6 anni. Non ci riusciamo con questa pressione. Abbiamo un debito molto alto e purtroppo siamo sempre, io sento da 30 anni, 40 anni, anche di più quando ho cominciato a lavorare, della pressione fiscale, ma per il momento siamo ancora che non si può fare niente, insomma, non saprei neanche definire, insomma, questa non è questione solo di governi, perché io purtroppo con la politica ho perso un po' le speranze, sia di sinistra, però speriamo che si possa, soprattutto per il futuro di nipoti, di figli di nipoti. Io sono già un po' avanti, ho quasi 65 anni, dunque un pezzo di vita me l'ho fatta, ecco, il discorso è questo. Speriamo bene per tutti, anche per voi. Queste le voci dei bassanesi, dunque, su un tema, lo sentite, che colpisce tutti ogni giorno. Allora torniamo alla cronaca dalle strade. Vi abbiamo parlato di 2 vittime, adesso parliamo della terza. C'è stato un mortale anche ieri sera a Jesolo, ha perso la vita un ragazzo di appena 23 anni. Sul posto per noi ci sono Ilaria Marchiori e Francesca Pezzo. Ilaria, buongiorno. Buongiorno anche a te Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. È già la seconda vita in meno di un mese spezzata sulle strade di Jesolo. L'incidente di ieri sera è avvenuto su questa strada qui lungo la rotonda di Viale Padania e via Vespucci. A perdere la vita Mihai Daniel Morea, un ragazzo di 23 anni di origine rumena, residente a Noventa di Piave. Era venuto qui con un amico, era in moto, l'amico tra l'altro era dietro di lui con la moto, erano venuti per trascorrere la serata, forse il fine settimana, quando c'è stato l'impatto con l'auto guidata da un 50enne veneziano. A quel punto il 23enne è stato sbalzato dalla sella per circa una quarantina di metri, finendo prima contro questo palo d'acciaio che state vedendo ancora divelto qui a terra, e poi contro un cartello stradale. Per lui non c'è stato nulla da fare, il motociclista era riversato appunto sull'asfalto. Sul posto la polizia locale del comando di Jesolo con i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ora naturalmente sono in corso tutti gli accertamenti per omicidio stradale, come avviene in questi casi, dopodiché ovviamente si cercherà di capire anche una volta esaminata la precisa dinamica quale sarà l'excursus. È comunque, lo ripetiamo, dopo gli incidenti avvenuti nelle ultime ore, il secondo che colpisce una giovane vita qui sulle strade di Jesolo in poco meno di un mese. E proprio a questo proposito, soprattutto un appello alla sicurezza quando ci si mette alla guida, che arriva dal sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Io vi lascio questa intervista e restituisco la linea allo studio. Purtroppo ieri sera c'è stato un altro incidente mortale nella nostra città, il quinto quest'anno, è un numero davvero importante, troppi morti per le strade, e ovviamente noi lasciamo a chi di dovere, alla polizia locale, fare le dovute indagini per capire i motivi di questo incidente. Probabilmente sono legati anche a una velocità non adeguata al contesto. È per questo che noi ci uniamo al cordoglio prima di tutto della vittima, della famiglia della vittima, e
esprimiamo tutto il dolore della città di Jesolo, ma colgo l'occasione per rinnovare un invito che cerco di fare ogni volta, soprattutto in questo weekend di arrivi e di partenze a Jesolo, che è quello di usare la testa alla guida e di cercare di adottare dei comportamenti portati alla sicurezza e al rispetto di sé e degli altri. Queste le parole le avete sentite del sindaco De Zotti e dunque appelli che si ripetono, ma purtroppo siamo costretti ogni giorno a darvi conto di quel che capita sulle strade. La politica adesso, elezioni regionali e centrodestra, mentre a Udine Matteo Salvini si dice fiducioso che il nome del candidato governatore esca a breve, Fratelli d'Italia lancia un messaggio agli alleati. Se qualcuno pensa di, come dire, limitare anche l'azione comunicativa del nostro partito, noi invece abbiamo scelto di cominciare a muoverci, di cominciare a parlare ai cittadini, stare in mezzo alla gente, nei mercati, sui manifesti. Il suo campeggia in bella mostra con Giorgia Meloni. Quello del candidato governatore in pectore Luca De Carlo è fuori già da tempo, ma non chiamateli manifesti elettorali, solo messe a disposizione, perché se è vero che ufficiosamente le liste sono sul tavolo e i nomi circolano, Fratelli d'Italia non ha ancora modo di ufficializzarle. Difficile capire come comporle in modo definitivo se non si sa chi sarà la scelta finale sulla corsa governatore. E non solo. Il messaggio verso Palazzo Balbi è diretto. Non abbiamo ancora una data, non abbiamo ancora ovviamente nessuna idea su quando realmente si andrà a votare. Solitamente prima si dà la data, giusto? Prima si dice quale sarà la data, come è successo anche nelle altre regioni, e poi si ufficializzano i candidati. Per cui noi siamo in attesa, però non è che possiamo aspettare che esca la data. Fratelli d'Italia esce perché abbiamo lavorato in questi anni tantissimo nel territorio, sul radicamento territoriale, nei municipi. Fratelli d'Italia scalpita e vuole risposte. Nelle stesse ore a Udine un Matteo Salvini serafico si dice tranquillo. È plausibile che il candidato venga scelto proprio quello delle Marche? Io spero che venga scelto il prima possibile, perché ho incontrato tanti imprenditori, tante associazioni, tanti cittadini, non vedono l'ora di scendere in campo e di vincere. Quindi l'obiettivo è vincere, convincere. Come Lega abbiamo tante idee, tanti uomini da proporre. Il mantra Lega resta il Veneto al Carroccio. I meloniani sono convinti che la matematica sia dalla loro parte e non è più questione soltanto di voti alle politiche o alle europee. Altra stoccata agli alleati. Qualcuno in passato ha detto che Fratelli d'Italia prendeva voti solo alle politiche e alle europee e come dire, nelle elezioni territoriali invece non prendeva voti. Questa è per noi la dimostrazione che non è come qualcuno vuole raccontare, perché è cambiato il mondo negli ultimi anni. Noi siamo una forza credibile, forte anche sul territorio. Se qualcuno pensa, come dire, di fermarci, questo non è così. Ingrediente per un piatto che più piccante non si può sul tavolo imbandito per il centrodestra, mentre tra i papabili per il Carroccio il segretario federale tende a escludere uno dei nomi in ballo, quello di Lorenzo Fontana. Lorenzo sta facendo benissimo il Presidente della Camera, non so che intenzioni abbia, ma immagino che voglia continuare a fare il Presidente della Camera. Nel frattempo invece crescono i team Vannacci a supporto del generale, ora vice segretario federale del Carroccio. A Treviso il coordinatore è il leghista ed ex consigliere comunale Roberto Tonellato. Possiamo dire senza nessun tipo di problema che nel Veneto, e Vannacci peraltro un vice segretario della Lega, ciò che il movimento si aspetta è che il candidato sia una persona della Lega. Dopo chi, questo è un problema dei partiti, noi non abbiamo, come dire, né potere né vogliamo averlo, perché non è possibile all'interno di un partito che non è il movimento. Il movimento dà dei contributi, è un ispiratore di idee, un incubatore di idee e cerca di portare avanti ragionamenti di questa natura. Un incubatore di idee, un movimento politico-culturale dedicato ad Antonio Canova. Questo è il team trevigiano del Mondo al Contrario che supporta il generale Vannacci all'interno della Lega ed è costituito da oltre una ventina di persone coinvolte per divulgare gli 8 punti di un manifesto fondato sulla Costituzione, strizzando l'occhio magari al giovane favoloso Alberto Stefani a presidente della regione, mentre un Vannacci candidato non è ad esempio pensabile. Questo non ritengo sia possibile.
nella regione del Veneto, nel senso che, secondo il mio punto di vista, ma secondo il nostro punto di vista, il candidato deve essere un soggetto del territorio, non può essere un soggetto catapultato da chissà dove. Mi sembra che nel partito della Lega ci siano dei giovani, se non un giovane, ma comunque dei giovani che possono aspirare a questo ruolo, quindi va bene così. L'importante, e lo dico adesso da persona un po' più matura, che questi giovani ascoltino quello che hanno da dire le persone che hanno maturato un'esperienza, perché il tema è lì, cioè altrimenti non c'è progresso culturale, non c'è progresso politico. Al movimento preme chiarire bene due cose. La prima è la natura del gruppo. Non è un partito, questo va precisato immediatamente, va anche precisato che non è una corrente della Lega, nel senso che gli iscritti sono sia appartenenti alla Lega che non appartenenti, quindi c'è un forte dibattito interno, ma ci troviamo uniti negli 8 punti del programma. La seconda è l'aderenza alla Carta Costituzionale in ogni punto del manifesto programmatico. Patria, intesa in modo doppio come Italia e Veneto, sicurezza, sovranità, identità, difesa dei confini, famiglia, tradizione e lavoro. Questo per capire che il nostro spirito, oltre che essere impostato in una logica di sovranismo costituzionale, è anche impostato ovviamente in una logica di autonomia. Questa è la politica. Allora, nell'home page adesso di Treviso Today per un aggiornamento di cronaca: ubriaco molesta i clienti della piscina di Villa Cornere, aggredisce i carabinieri, è successo a Vedelago, tensione ieri sera presso la struttura alberghiera appunto di Vedelago, dopo una breve colluttazione con i militari un 19enne è stato bloccato e accompagnato in caserma dove ha trascorso la notte. Noi ci fermiamo per un altro rapido break e torniamo tra poco con altri servizi. Battute finali del nostro Focus TG di oggi: i percorsi della Resistenza, via dal 21 settembre la prima staffetta commemorativa da Pieve del Grappa a Vittorio Veneto tra monumenti e cippi. Attraverso appunto questa staffetta uniamo i vari luoghi, simbolo della Resistenza. Quest'anno festeggiamo l'80°, è un percorso che unisce queste amministrazioni anche sotto l'aspetto dei valori. Nessun colore politico, nessuna volontà ideologica. La staffetta commemorativa da Pieve del Grappa a Vittorio Veneto unisce sotto il ricordo e la memoria 13 amministrazioni dal Grappa al Cansiglio, anche quelle storicamente roccaforti della destra. A dimostrazione che di fronte al sacrificio di tante persone non c'entra tanto il colore politico delle varie amministrazioni, perché tutte le varie amministrazioni da sempre hanno avuto nel loro DNA il rispetto di queste sofferenze, di questi principi: solidarietà, la libertà e la pace. I nuovi amministratori hanno questa sensibilità di unire i territori. Unire nel segno della memoria e dei valori scritti nella Costituzione, valorizzare l'intera area vasta del territorio dell'Alta Marca. Nella fine dell'estate del 45, in agosto, cominciò il rastrellamento del quartier del Piave, che continuò poi con il rastrellamento del Cansiglio. L'8, 9 e 10 di settembre del 44, una decina di giorni dopo, ci fu il grande rastrellamento del Grappa. Una staffetta che dal 21 al 27 settembre partirà dal monumento partigiano di Augusto Morer di Piave del Grappa e giungerà al monumento dei caduti in piazza Vittorio Veneto. Un modo per far conoscere alle nuove generazioni i racconti e le storie di chi ormai non c'è più. Dobbiamo farci messaggeri verso i nostri figli, verso i nostri nipoti, in modo che la realtà, la verità, tutti i racconti rimangano quelli che ci sono stati raccontati. Ecco. Le tappe sono segnate nel sito del comune di Vittorio Veneto e presenti sui social. In alcune verrà fatta suonare Bella Ciao. La faremo semplicemente risuonare con una cassa, e se qualcuno si sentirà libero di volerla cantare, che sia un amministratore, che sia un alpino, che sia un cittadino che viene a vederci o un giornalista, ecco, sarà ben accolta. Insomma, è una canzone che è stata politicizzata probabilmente negli anni, ma vorrei che venissero ricordate le parole di questa canzone. Si parla di amore, si parla di guerra, si parla di valori, quindi questo secondo me è quello che deve restare. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior.
Madonna di Monteberico, la città si prepara in attesa delle celebrazioni per la festa patronale dell'8 settembre, un weekend quindi a Vicenza tra pellegrinaggi, musei aperti e Luna Park. Una festa religiosa e non solo, quella dell'8 settembre, che coinvolge tutta la città e che come da tradizione viene affiancata dalla dimensione ludica e culturale, dal Luna Park a Campomarzo, così come dall'apertura dei musei civici, proprio in occasione del giorno della festa patronale della Madonna di Monteberico. L'8 settembre è la festa della città, è la festa della Madonna di Monteberico e quindi il legame con il santuario, con questo luogo straordinario della nostra città, un luogo di fede ma anche di identità per i vicentini, perché ha segnato la storia della città e perché è come se vegliasse, sorvegliasse sulla città dall'alto, per cui l'8 settembre è sempre una ricorrenza che per i vicentini ha un valore speciale sia dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista della festa della città. È la festa degli 8, è la festa segnata dalle giostre a Campomarzo, dal pellegrinaggio, dalla presenza al santuario, insomma da momenti religiosi e laici che hanno scandito la vita dei vicentini. Ma in attesa della celebrazione principale, la messa delle 11 lunedì 8 che sarà celebrata a Monteberico dal vescovo Brugnotto, giornata in cui saranno celebrate 12 messe, già dal weekend migliaia di pellegrini raggiungeranno a piedi il santuario durante il pellegrinaggio nella notte tra 7 e 8 settembre. Pellegrini che come ogni anno arriveranno da tutta la provincia per affidare speranze e preghiere alla Madonna di Monteberico. Altro tema decisamente quello di cui parla la mostra inaugurata al Museo Salce di Treviso. C'era una volta il western. Gianni, questo volevo fatto per te. Magnifico. Sì, questo è il vero Sartana. Ecco, non quello lì. C'era una volta il West, la polvere, i cavalli, le pistolettate, le entrate nei saloon e le scazzottate epiche. C'era una volta il cinema iconico che Renato Casaro ha fissato per sempre sulla carta con la magia del suo unico, inimitabile segno pittorico. Ad inaugurare con lui al Museo Salce la mostra che gli è stata dedicata anche John Garco, che per anni è stato Sartana. Renato non coglieva soltanto la fisionomia semplice dell'attore e dell'interprete, ma dentro l'anima del personaggio. Infatti questo personaggio qui era un folle e si chiamava El General Sartana, non è il vero e proprio Sartana che era un gambler, un giocatore da saloon molto elegante, molto raffinato, molto ironico. Un viaggio che attraversa almeno 100 anni, tra il mito e la polvere, i paesaggi infuocati, le passeggiate, l'immancabile sigaretta di Clint Eastwood, tutto racchiuso in bozzetti, disegni, locandine originali, capaci di evocare l'essenza del western, dall'Italia nel mondo. Tra i pezzi forti anche una dedica di Quentin Tarantino per C'era una volta a Hollywood e un cimelio scenico, la sella originale del Mio nome è nessuno, regalo di Terence Hill al maestro Casaro. Questa dedica me l'ha fatta Tarantino in occasione di C'era una volta in Hollywood che lui ha diretto e mi ha chiesto di fare la pubblicità, quindi pochissimi anni fa, quindi è stato per me un grande piacere ma soprattutto una sorpresa essere interpellato da Tarantino che è un collezionista di immagini e soprattutto di miei manifesti che li tiene in casa, li tiene nel suo studio. Manifesti è un onore. Dal 5 settembre fino al 9 novembre ogni fine settimana la mostra sarà aperta con orario 10-18, occasione imperdibile per incontrare anche il maestro che sarà presente in 4 pomeriggi per dialogare con il pubblico, per non dimenticare mai in tempi di social dilaganti che il cinema resta un'arte. È importantissimo un manifesto perché è la prima parola di un film, la prima immagine che va verso il pubblico. È tutto per questa nostra edizione, grazie per averci seguito, grazie in regia a Mattia Pizzaia e Tommaso Migot, appuntamento ai telegiornali di questa sera, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.